Bassano del Grappa si trasforma in un vero e proprio traguardo. Domenica 15 ottobre ospiterà l'arrivo della gara ciclistica internazionale Veneto Classic, ormai alla sua terza edizione. Quest'anno si partirà da Melle, nel Bellunese, proseguendo in direzione Feltre, costeggiando la sponda destra del fiume Piave e poi rotta su Bassano del Grappa, passando anche dalla città del Canova, Possagno e Romano del Zelino. Immancabile tappa marostica, dove la corsa comincerà a farsi più frizzante, con il primo circuito della Rosina, lungo 12,6 km e che andrà ripetuto ben 4 volte. Saranno poi bassanesi gli ultimi chilometri all'arrivo e dalle 13 alle 16 la viabilità in città verrà modificata in base al percorso della gara. I ciclisti per gli ultimi 10 km della corsa infatti entreranno in città da Contrasso Arda per poi percorrere Contra San Giorgio e Viale Diaz. Superato il Ponte Nuovo, virata secca al piazzale Cadorna verso via Porto di Brenta, ultimo sforzo in via Portici Lunghi per poi raggiungere il traguardo in piazza Libertà.